In occasione della Giornata internazionale del gioco, il progetto Primai ha organizzato i suoi festival annuali sul territorio della città di Sora, dedicandoli a bambini e famiglie a partire già dal 20 maggio. Numerose le iniziative che hanno visto protagonisti più piccoli allo scopo di valorizzare il percorso fatto, condividere i risultati raggiunti, ma anche coinvolgere la comunità educante e renderla partecipe delle attività a contrasto della povertà educativa minorile. I vari laboratori sono stati ospitati dagli spazi dell'associazione Il Faro Onlus, che da sempre impegnata nel sociale vede finalmente tornare i sorrisi dei bambini. L'anno scorso abbiamo tentato comunque di salvare tutte le attività con i bambini utilizzando il centro estivo. Quest'anno abbiamo ripreso alla grande e ci sembrava un'idea molto bella quella di condividere anche con gli altri territori, Manfredonia e Crotone, la giornata mondiale dedicata al gioco, che noi abbiamo spalmato su una settimana. Noi dal 20 maggio siamo aperti per piccoli gruppi di bambini che vogliono approfittare degli spazi della ludoteca La Fortezza dei Sogni, e oggi c'è una giornata che è il Festival Prima, per cui tutte le attività del progetto Prima, psicomotricità, musicoterapia, teatro delle emozioni e creatività digitale stanno accogliendo i bambini per ritrovare una nuova normalità e finalmente stare insieme come ai vecchi tempi. La leggerezza mi sembra proprio la parola chiave, che è probabilmente la cosa di cui abbiamo tutti bisogno, e sicuramente il gioco, la lettura, la musica sono tutto ciò che incarnano proprio la leggerezza. La prima cosa che abbiamo fatto è stata raccontare semplicemente una storia, e poi, visto che anche noi ne sentiamo il bisogno, abbiamo fatto sì che loro la raccontassero a noi. Il teatro non finirà mai di educare e di insegnare qualcosa ai più piccini. Ecco, la prima domanda che è stata fatta oggi è stato: vi leggono ancora le fiabe i vostri genitori? E la maggior parte ha detto no, non vengono lette queste cose a casa. Piano piano, attraverso piccole cose, piccole magie e racconti di interpretazione, abbiamo subito colto la loro attenzione e sono rimasti meravigliati, perché appena ci si addentra in un mondo di fantasia sono loro stessi che hanno bisogno di raccontare, di inventare, che ne hanno tanto bisogno di essere ascoltati e di leggere le fiabe. Il ritmo lo ascoltano fin dal grembo materno, quindi parliamo un linguaggio che loro conoscono assolutamente. L'importante è renderla accessibile, perché tante volte gli proponiamo una musica troppo complessa o non adatta alle loro capacità, alla loro età, quindi spesse volte fanno un'esperienza un po' frustrante della musica. Invece proporre un comune denominatore minimo, in modo che tutti possano davvero farne esperienza, giocarci, allora la rende veramente un linguaggio universale. L'Associazione Il Faro, oltre ai laboratori per bambini, mette in campo anche un nuovo progetto denominato GAP, mirando alla cura della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Grazie all'associazione e alla fitta rete che negli anni è riuscita a creare con altre istituzioni ed enti, sarà a disposizione di chiunque un nuovo sportello dedicato alla patologia. L'Associazione Il Faro, che opera sul territorio dal 1989 e ha il suo organico dei professionisti che si occupano appunto dell'ascolto e della cura anche psicologica a quelle che sono le dipendenze, amplia un po' quello che è la sua offerta formativa tramite il progetto GAP. Sappiamo che in questi anni il mondo delle dipendenze è molto cambiato, quindi diciamo qualche anno fa, quando si parlava di dipendenza si pensava solo alla dipendenza da sostanze. Adesso ci sono tutta una serie di nuove dipendenze, tra cui anche il gioco d'azzardo patologico, che vanno ad influire molto sulla salute psicofisica delle persone, e per questo diciamo lo sportello appunto cerca di andare a dare aiuto a chi ne avrà bisogno e troverà dei professionisti validi ad ascoltarli. C'è anche un numero cospicuo di persone che ormai, visto che l'associazione da anni opera sul territorio, si rivolge in prima persona e sa insomma che può trovare aiuto appunto per curare queste dipendenze, che molto spesso vanno non solo ad intaccare quello che è la salute di una singola persona, ma vanno un po' ad intaccare tutto il contesto familiare in cui essa è inserita.